Per fare il Danubio ci occorrerà prosciutto cotto, formaggio, burro, sale, latte, uova e zucchero e ovviamente la farina. Mo per che dose? Pigliate carta e penna. Cominciamo a impastare con 1 chilo di farina 00, mezzo litro di latte intero, 15 grammi di sale, 100 grammi di zucchero, una pezzetta di lievito fresco di birra e 100 grammi di burro. E adesso andiamo a impastare tutto. Uniamo 3 uova e continuiamo a impastare per almeno 10 minuti. L'impasto vi sembrerà un po' più duretto, ci aggiungete altri 100 ml di latte e continuate a impastare. Qua ragazzi ci siamo, preparatevi una spianatoia con un po' di farina, le mani un po' bagnate e vi togliete l'impasto dall'impastatrice o potete fare a mano come volete voi e come vi sentite. Ecco qua, e adesso iniziamo a fare un po' di giri. Poi i giri di valzer, i giri di pieghe. Ecco qua ragazzi, guardate che bel panetto, bello morbido morbido, guardate, morbidissimo, guardate com'è bello. E siamo pronti per fare le pallucelle per il Danubio. Qua io ho steso tutto l'impasto, adesso con una tazzina inizio a formare, guardate, dei piccoli pezzetti di pasta, così. Ecco qua. Ecco qua ragazzi, vedete? Ho ricavato tutte le pallucelle. Ecco qua, vedete? I dischetti sono pronti, le pallucelle sono pronte. Ora ci andiamo a fare un cucchiaiello qua al centro e ci mettiamo un po' di formaggio, sempre quello che tenete e quello che volete, e prosciutto cotto, oppure salame, o speck, quello che tenete del frigorifero, che le ci imbezzate, guardate, e lo andiamo a chiudere così a pallucella, vedete? E formiamo una pallina, così. Qua ragazzi guardate, le pallucelle sono pronte, adesso le copriamo perché sennò si scrostano, così. Mettiamo nel forno con la lucina accesa fino al raddoppio del volume. È rimasto un pezzo di impasto, siccome il Danubio è dolce e salato, io mo ci faccio una bella brioscina con la Nutella e tenevo dei Mars. Guardate, mo ci stendiamo tutto quanto a coppa. Ecco qua, vedete? Tutti i Mars li ho messi nei bordi. Vedete che quando si va a tagliare la fetta esce la bella crema del Mars. Ecco qua, guardate che bella ciambellina, abbiamo fatto il dolce e il salato. Anche questa qua si va a fare il suo riposo insieme al Danubio fino a che non è raddoppiata di volume. Ecco qua ragazzi, guardate qua, sono raddoppiati di volume, guardate. Questa invece è la brioche Nutella e Mars. Un po' di latte, un uovo e sbattiamo, perché ora lo dobbiamo sciorignare su tutti i dolcini che abbiamo preparato. Nel frattempo che facciamo tutto questo sciorignamento, accendetevi il forno alla massima potenza ventilato sopra e sotto. E adesso andiamo a bagnare, ecco qua, il Danubio, latte e uova. Questa bagna la facciamo anche per la brioche Nutella e Mars. Ecco qua. 150 gradi che abbiamo avviato il forno, adesso lo passiamo a 180 gradi per 40 minuti. Ogni tanto gli andrà da noi. Ecco qua ragazzi, ci siamo, è tutto pronto. Guardate qua che bello, il Danubio è pronto e anche la brioche Nutella e Mars.
E se facete pure voi, scrivete a me nei commenti. Mua.